Tutti assolti anche in appello per la tragedia del Molinetto della Croda in cui morirono 4 dei partecipanti alla festa degli Omi. I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado. Ritrovata a Napoli la 19enne trevigiana scomparsa da venerdì, il caso ha tenuto con il fiato sospeso non solo familiari e amici ma la Marca intera. Ancora furti dei trattori nelle aziende agricole della Marca, c'è chi dorme nel capannone, chi assume un custode, ormai è una guerra, dice il vicepresidente dell'Aprolav Terenzio Borga. Le presunte violenze sessuali al seminario, anche le comunità dei 2 sacerdoti difendono i prelati, intanto la denuncia in procura slitta, nuovi elementi da integrare secondo gli avvocati dell'accusatore. Fermato dai vigili alle 8 di mattina alla guida di un'auto, aveva un tasso alcolemico di 6 volte superiore al limite, accaduto ad Arcade, ritiro della patente e sequestro dell'auto, ma l'uomo rischia l'arresto. Cambio di contratto per i lavoratori della Nostra Famiglia, associazione che si occupa di cura di minori disabili, in Veneto coinvolti 450 dipendenti che oggi hanno manifestato. Autobotte carica di prosecco si rovescia a Giavera del Montello, l'autista illeso ma 33.000 litri di vino finiscono nel Piave, nel fiume sacro alla patria, anche 200 litri di gasolio. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca giudiziaria in primo piano e la tragedia del Molinetto della Croda. Oggi il pronunciamento della Corte d'Appello, nessun colpevole nemmeno in secondo grado. Ho appena sentito l'architetto Saccon che era vicino all'essere commosso. Tutti assolti anche in appello per la tragedia del Molinetto della Croda di Refrontolo, in cui il 2 agosto del 2014 morirono 4 dei partecipanti alla festa degli Omi, Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. I giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno confermato la sentenza di primo grado che la Procura della Repubblica di Treviso aveva impugnato ritenendola inaccettabile perché, secondo il procuratore Michele Dalla Costa, scaricava la colpa sulle vittime stesse che non intuirono il reale pericolo di quella circostanza. E invece anche in appello le accuse a carico dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico di Refrontolo, Annalisa Romitelli, del geologo Celeste Granziera e dell'architetto Leopoldo Saccon, autori questi ultimi del piano di assetto del territorio, sono state smontate. La sentenza è stata confermata, siamo contentissimi, noi dal canto nostro abbiamo sostenuto anche oggi, come in tutto il corso del primo grado di giudizio, che il PAT fosse stato redatto correttamente, che prevedesse quell'area come esondabile. La sentenza di oggi, ripeto, la accogliamo con grande contentezza, adesso leggeremo le motivazioni. Rigettata dunque la tesi della Procura stessa, secondo cui i 3 tecnici erano responsabili di non aver incluso negli strumenti urbanistici comunali l'area del Molinetto tra le zone soggette a fenomeni di esondazione. E invece, secondo i giudici, il PAT venne redatto correttamente. L'auspicio degli avvocati ora è che per i loro assistiti la vicenda a livello giudiziario finisca qui. Io lo spero come avvocato, lo spero per il mio assistito, perché sono convintissima delle ragioni di diritto a sostegno appunto della soluzione. In ogni caso verrà depositata la motivazione della sentenza, la leggeremo, ci sono delle facoltà previste di impugnazione per la parte soccombente e restiamo a vedere, e in ogni caso continueremo, penso, a sostenere le ragioni che fin qui abbiamo sostenuto. È stata ritrovata la 19enne trevigiana scomparsa da venerdì, un caso che ha tenuto con il fiato sospeso la Marca intera. In queste ore i familiari l'hanno raggiunta nel capoluogo campano, dove è stata rintracciata dalla polizia. È stata ritrovata sana e salva nella notte la 19enne di Vascondi Carbonera Giorgia Cagnan, di cui si erano perse le tracce da venerdì, giorno di San Valentino, quando la ragazza era uscita per andare in palestra senza far più ritorno a casa e senza dare notizie di sé. Si è rivelata corretta la pista del biglietto per Napoli che, come accertato dalla polizia ferroviaria, la ragazza aveva acquistato all'edicola della stazione dei treni di Treviso e poi regolarmente obliterato. Le telecamere di videosorveglianza della stazione delle Corriere hanno filmato la giovane e da lì la polizia
polizia ha allertato i colleghi della questura partenopea, che hanno rintracciato la 19enne nella notte intorno all'1 in un parco poco lontano dalla stazione di Napoli, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia della giovane, prima tra tutti la mamma Sabrina Sbeghen, che ne aveva denunciato la scomparsa, e ai tanti che anche via social si erano mobilitati per ritrovare la ragazza. Per un incubo che finisce, uno che continua, quello che sta vivendo la famiglia di Charles Yumenana, l'altro giovanissimo svanito nel nulla in queste ore dalla Marca. Charles, 17 anni, è scomparso da Orsago, anche lui venerdì, quando sarebbe salito su un treno in direzione Venezia. L'ipotesi è quella di un allontanamento volontario, anche se il ragazzo, che a differenza di Giorgia è minorenne, non aveva mai compiuto gesti di questo genere. Charles ha lasciato il telefono a casa e di ritorno da scuola è sparito. Il padre ha presentato denuncia ai carabinieri di Cordignano. Ed ora la violenza delle presunte violenze sessuali al seminario vescovile di Treviso. Dopo le accuse si difende uno dei sacerdoti chiamati in causa. Accuse prive di fondamento, ha detto, annunciando anche querela per diffamazione e calunnia. Presunti abusi sessuali all'interno del seminario vescovile di Treviso. Dopo le accuse dell'ex seminarista Gianbruno Cecchin, che ha raccontato di essere stato vittima di violenze 30 anni fa da parte di 2 sacerdoti, la questione diventa sempre più scottante, tanto che la denuncia dell'uomo, professore di filosofia ed ex assessore a Galliera Veneta, il deposito in procura della quale era stato annunciato per oggi, slitta di qualche giorno. Alla luce di quanto emerso, infatti, ci sarebbero, a detta della vittima dei presunti abusi, delle integrazioni da fare. Nel frattempo, uno dei 2 sacerdoti accusati, Don Livio Buso, attuale parroco a San Martino di Lupari e per tanti anni parroco a Paese, ha scelto di parlare apertamente alla sua comunità e l'ha fatto durante la messa domenicale. Vi assicuro, in coscienza di fronte a Dio, che quanto dichiarato è privo di fondamento, ha detto ai fedeli, aggiungendo: pur in un indescrivibile dolore nel profondo del cuore sono sereno. E Don Livio, oltre a raccontare la sua verità ai parrocchiani, è determinato a difendersi non solo dal pulpito ma anche in tribunale, manifestando l'intenzione di procedere con un esposto per calunnia e diffamazione. E la comunità gli sta manifestando solidarietà ed appoggio. Io penso che Don Livio sia una persona assolutamente affidabile, una persona responsabile. Non credo assolutamente che queste accuse siano fondate. Secondo me sono delle notizie un po' così, un po' improntate. Io non credo, per la persona, per quel poco che lo conosco, mi sembra una cosa infondata. Abbiamo rinnovato la nostra stima nei suoi confronti, il nostro pieno appoggio, e quindi speriamo che finisca in tempi brevi per lui e per la sua famiglia. Mi sembra una brava persona, sta facendo parecchio per il paese, insomma. Ecco. Conoscendo Don Livio mi sembra veramente difficile che come persona possa agire nascondendo un segreto così pesante. Profondamente scosso ed amareggiato anche il parroco del Veneto orientale chiamato in causa dall'ex seminarista. Al momento preferisce il silenzio in pubblico, confidandosi con i più stretti collaboratori per ribadire la propria innocenza. È un errore, dice il sacrestano della parrocchia, un'accusa infondata che finisce per gettare fango su tutti coloro che frequentano la chiesa. Ed ora i furti di trattori, aziende agricole assediate da professionisti del furto che poi indisturbati utilizzano i mezzi nei paesi dell'est. Sentiamo. Proprio 2 settimane fa al presidente della ditta di Sant'Andrea Venturin e un suo socio ne hanno portati via altri 3, lavorando tutta la notte nelle aziende. Cioè sono riusciti nelle campagne a chiudere dei fossati, hanno divelto le canalette di irrigazione. Questi operano come se fossero a casa loro con squadre specializzate, perché il nostro trattore non aveva neanche la centralina, eppure sono riusciti a metterlo in moto, non si capisce bene perché. È una vera e propria guerra quella che si sta combattendo da mesi sulle campagne trevigiane. Da una parte squadre di professionisti del furto di macchine agricole, dall'altra imprenditori che con famiglie e collaboratori cercano di sventare ogni notte gli assalti ai mezzi. Emblema di questo esercito di agricoltori il presidente dei produttori di latta del Veneto, Terenzio Borga. Questa è l'azienda che porta avanti con il fratello, che dà da lavorare a una ventina di dipendenti. E ci racconta che non c'è notte che qualche allarme scatti, probabilmente attivato dai ladri, che cercano così di trovare un varco nella copertura perimetrale. Hanno portato via 3 frutteto e quest'anno hanno pensato di agire più in grande, quindi uno solo ma di 260 cavalli. Se dovessi andare a comprare i trattori nuovi in questo momento sarebbe oltre 400.000 euro.
Un danno enorme sul quale si paga l'IVA della franchigia, per poi scoprire che il trattore è stato individuato, ma la società di leasing ne ha recuperato uno, a distanza di 14 mesi, dalla Romania non si riesce a dissequestrarlo, non si capisce perché sia in mano alla polizia rumena ma non si possa portare in Italia. Ecco perché le nostre aziende si sentono sotto assedio, al punto che il presidente Borga ci chiede di riprendere solo questi mezzi per evitare di dare ulteriori informazioni ai ladri. Se voglio fare un esempio dell'azienda Don Mario, prima che entrassero in autostrada è riuscito a bloccarli col satellitare, sono riuscito a individuarli, hanno arrestato, ma l'arresto è durato 2 ore. Ha fatto a tempo di uscire prima loro dalla caserma dei carabinieri dei trattori del sequestro, quindi questo vi dà l'idea di come noi agricoltori siamo tutelati. Era al volante dell'auto alle 8 del mattino con un tasso alcolemico ben 6 volte superiore al massimo consentito. Un pericolo pubblico su 4 ruote. Il cittadino moldavo fermato ad Arcade dagli agenti del corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana impegnati durante il fine settimana tra Breda di Piave, Carbonera, Villorba e appunto Arcade. Una volta sottoposto all'alcol test il risultato è stato sorprendente: 3,05 grammi per litro di sangue, oltre 6 volte sopra il limite. Immediato il ritiro della patente ed il sequestro della vettura. Inoltre gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5, che prevede una multa dai 1.500 ai 6.000 euro. L'uomo rischia infine l'arresto con una pena compresa tra i 6 mesi e l'anno di reclusione. Ed ancora cronaca, un'auto a Valdobbiadene si schianta fuori strada nella notte, 3 in prognosi riservata. Un grave incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Erizzo a Valdobbiadene. Nell'auto, una Volkswagen Golf, sono rimasti incastrati tra le lamiere il conducente, un 30enne di Caerano San Marco, e i 2 passeggeri di 26 e 22 anni, entrambi residenti a Vidor. Il mezzo è uscito di strada andando ad impattare contro una condotta in cemento per la raccolta delle acque piovane e finendo la corsa addosso al cancello di un'abitazione privata. I 3 giovani coinvolti sono stati ricoverati presso gli ospedali di Treviso e Montebelluna in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUAM 118 e i carabinieri. Ed incidente questa mattina lungo la panoramica Ciano del Montello. Autobotte si ribalta e versa decine di ettolitri di prosecco nel Piave. Avrebbe schivato un'auto che transitava in senso contrario, finendo ruote all'aria ma soprattutto sversando tutto il carico di prosecco sul Piave. Questa è la dinamica dell'incidente accaduto poco prima di mezzogiorno lungo la panoramica all'altezza di Ciano del Montello. L'autobotte si stava dirigendo da Nervesa verso Crocetta, quando all'altezza di una semicurva è uscita con le ruote di destra dall'asfalto. Il conducente ha tentato inutilmente di tenere il mezzo in strada, che invece ha prima divelto per una decina di metri la siepe di confine di un'azienda agricola, abbattendo successivamente degli alberi che ha trovato lungo la sua traiettoria, per poi capovolgersi fermando la sua corsa a pochi metri dal magazzino macchinari. A quel punto dalla cisterna, che poteva caricare oltre 33.000 litri, è iniziato ad uscire tutto il carico di prosecco, un fiume di vino che è finito sul Piave, con il prosecco anche 200 litri di gasolio dal serbatoio. Una miscela che i vigili del fuoco, giunti da Conegliano, hanno cercato di tamponare con delle panne assorbenti. Illeso il conducente, un 60enne di San Biagio di Callalta, negativo all'alcol test, che non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi, mentre sul posto, oltre all'ARPA, sono giunti i carabinieri per i rilievi. Danni ingenti sia per il mezzo che per l'azienda agricola, mentre nessun problema per il traffico in transito, che ha subito qualche rallentamento quando la gru dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero del mezzo. Un'insospettabile cassiera di supermercato incensurata è stata arrestata dalla polizia appena scesa dal treno a Conegliano. Addosso la 43enne di Revine Lago aveva quasi 16 grammi di cocaina che questa mattina davanti al giudice per processo per direttissima ha raccontato di avere comprato a Mestre per conto di un amico che vive a Padova. In manette per spaccio anche una coppia di casale sul Sile, marito e moglie albanesi di 24 e 36 anni, che i carabinieri hanno sorpreso a Candelù, in un'area boschiva a ridosso delle Grave, a dissotterrare un vasetto di vetro. All'interno c'erano 60 grammi di cocaina. Questa mattina all'interrogatorio di garanzia lei è stata rimessa in libertà, lui invece rimane in carcere.
Cambio di contratto per i lavoratori della Nostra Famiglia, associazione che si occupa di cura e riabilitazione di minori disabili in tutta Italia. In Veneto sono coinvolti 450 dipendenti che oggi hanno manifestato anche a Treviso. C'è un passaggio dalle 36 alle 38 ore lavorative e una decurtazione economica per i nuovi assunti del 25% circa, quindi significa un 150 euro in meno al mese. Mobilitazione dei lavoratori della Nostra Famiglia per la decisione dell'associazione di voler applicare ai dipendenti un diverso contratto di lavoro. Siamo qui per protestare rispetto a una decisione che riteniamo irricevibile e scandalosa di quanto riguarda la Nostra Famiglia in tutta Italia, in particolar modo in Veneto, che coinvolge 450 lavoratori circa e lavoratrici. Si tratta di personale qualificato che opera a sostegno di bambini con disabilità in strutture private convenzionate ma a condizioni contrattuali diverse dal pubblico. Noi col pubblico abbiamo una differenza dai 200 anche ai 300 euro, dipende appunto dalle categorie. Ed è una differenza notevole perché comunque abbiamo la stessa preparazione, siamo laureati, siamo comunque sottoposti a formazione. Siamo consapevoli della difficoltà economica in cui si trova l'associazione con la regione che non adegua le tariffe, ma non crediamo di doverla pagare noi con i nostri stipendi. In attesa della decisione del CDA della Nostra Famiglia, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto una convocazione in regione. I lavoratori temono anche che la nuova situazione abbia ricadute sulla qualità e continuità delle cure. Che da 36 ore passiamo a 38 ore e vediamo un bambino ogni 45 minuti, parlo per i terapisti, e i gruppi educativi hanno dei gruppi di bambini anche da 8-10 e devono garantire la cura, la stessa cura che garantiscono a questi regimi. Ed ora la battaglia di cittadini e amministrazione di Crocetta del Montello sulla vasca di espansione del Piave prevista a Ciano, sotto accusa la regione che avrebbe tenuto le comunità all'oscuro. Non siamo stati informati, abbiamo appreso della decisione di portare avanti questo progetto attraverso un'intervista televisiva. Parte dalla poca considerazione della regione, la battaglia di comitati, semplici cittadini e amministrazione di Crocetta del Montello per dire no alla vasca di espansione sul Piave, e continua con una semplice considerazione fatta dal sindaco. Il piano alluvioni dell'autorità di bacino prevede una serie di interventi che devono essere fatti prima di arrivare a progettare le casse, e questi interventi riguardano la foce del Piave, il basso Piave, anche interventi a monte. Solo in ultima, così come ultimo delle progettazioni possibili ci sono le casse. Interventi da fare prima che 700 ettari siano stravolti, con l'asportazione di 5 milioni e mezzo di metri cubi di ghiaia e l'innalzamento di muri di contenzione alte 8 metri, con inevitabili conseguenze sull'ambiente. Faccio solo un esempio, ma ce ne sono altri. L'occhione è una specie che nidifica nelle ghiaie del Piave. Resta però il tema della gestione delle piene sul Piave, sulle quali una soluzione alternativa sarebbe già stata individuata da tempo. Una serie di interventi che vanno fatti a valle, che vanno fatti nel basso Piave, che vanno fatti anche a monte. È la somma di tanti interventi che riuscirà a trovare una soluzione. Intanto mercoledì protesteranno nel corso di una riunione sul tema. Mercoledì siamo a Treviso perché ci è stato negato anche il ruolo di uditori. Tutti i cittadini sono benvenuti, non ci sarà nessuna bandiera politica, qui è la comunità, non solo di Crocetta, ma di tutti coloro che credono che bisogna salvare il bene comune. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Dentale. Eccoci di nuovo in studio con il telegiornale di Treviso. Viaggio nella musica, torna la serie di concerti organizzati all'interno dell'ospedale Cafoncello. Le note del trio Piccolo Ensemble, diretto dal maestro Giorgio Pavan, è riuscito a incantare e sorprendere tutte le persone che varcavano la soglia del Cafoncello. La musica è un potente strumento di cura per l'anima, per il corpo e per lo spirito. Riesce ad allietare in modo sorprendente chi si trova in corsia, a creare serenità e a supportare i pazienti in alcuni percorsi di cura.
È con questo intento che per il secondo anno consecutivo, visto il successo conseguito nelle edizioni precedenti, riparte la rassegna Viaggio nella musica. Il concerto di apertura si è svolto sabato scorso presso l'atrio di ingresso dell'ospedale Cafoncello, ma da febbraio a giugno verranno proposti altri 6 concerti nella rinnovata sala d'aspetto del reparto di oncologia. Qui le note potranno aiutare a sconfiggere le difficoltà della degenza. Un'iniziativa fortemente caldeggiata anche dalla direzione per cercare di umanizzare i nostri luoghi di cura. Note create da professionisti, ma all'interno dei concerti programmati potranno suonare anche i dipendenti e i pazienti, così come proposto dal responsabile dell'oncologia, il dottor Favaretto. E vi ricordo ora che l'informazione di Antenna 3 TG Treviso si arricchisce a partire da domenica 1° marzo con l'edizione del telegiornale di Treviso che andrà in onda appunto anche la domenica. La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport, vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre a partire dalle 19:30. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Affluenza record per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno, il dato finale sfiora l'84%. Pronto al confronto il presidente Padrin che per domani ha convocato gli eletti. Finisce 6-4 a favore del centro-sinistra la partita per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale di Belluno, la migliore delle ipotesi per il centrodestra che affila subito le armi con il capodelegazione Luca De Carlo. Padrin dovrà prendere atto che se la parola venisse data agli elettori il centrodestra in provincia avrebbe ampia maggioranza e quindi dovrà agire di conseguenza. Affermazione che la dice lunga sulla partita delle deleghe che a scrutinio concluso già sono state rivendicate. Il mio auspicio è quello che si riesca comunque a darle a tutti, però io mi confronterò nelle prossime ore sia con il gruppo di centrosinistra sia con il gruppo di centrodestra. Se ci saranno delle novità e dei cambiamenti rispetto a quanto abbiamo discusso prima della tornata elettorale, prenderò le decisioni del caso. Il centro-sinistra stempera le tensioni della mattinata con il capodelegazione neoeletto Paolo Perenzin che dice c'è posto per tutti. Se la notte porterà consiglio si vedrà subito a partire da domani. Sul tavolo ci sono partite delicate, dal contrasto allo spopolamento alla viabilità, dalla programmazione dei fondi per i comuni di confine ai progetti d'area vasta, senza scordare le nomine BIM, ATO, acqua e rifiuti. L'affluenza al voto è stata da record, quasi l'84%, pari a quella del 2014, quando si votarono insieme presidente e consiglio provinciale. È stato l'uscente Massimo Bortoluzzi a fare incetta di preferenze nella lista del centrodestra, seguito dal sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini, primo nella lista del centro-sinistra, con Walter Cibien, Franco De Bon, Fabio Lucchetta, Simone De Ola e Paolo Perenzin. Nel centrodestra conferma per l'uscente vicepresidente Serenella Bogana, new entry Dario Scopelle e Danilo De Toni. Ritiene che questa elezione sia stato il banco di prova per le prossime regionali? Ma penso che per qualche partito la volontà comunque di fare 2 liste, una di centrosinistra e una di centrodestra, abbia voluto anche essere un modo per contare quelle che erano le attenzioni verso il proprio partito. Lutto a Belluno per la morte di Antonio Marrone. Aveva 78 anni e svolgeva la sua attività di commercialista in centro città. Appassionato della vita pubblica, Marrone fu consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Rosso per 5 anni e assessore comunale durante le amministrazioni Bortoluzzi e Prade, oltre a rivestire il ruolo di consigliere provinciale per 3 anni nel gruppo del PDL. Attualmente era presidente di Telebelluno. Antonio Marrone si è spento questo pomeriggio alle 16:30, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Delega stazione unica appaltante alla provincia di Vicenza, Confindustria alza la voce contro il comune di Belluno. Vorremmo essere attori principali in questo panorama e non dover ricorrere sempre al subappalto da parte delle imprese per fare i lavori da parte di imprese che vengono fuori provincia. Rivendicano un ruolo e un diritto, quello di poter essere invitati alle gare d'appalto bandite in provincia di Belluno, ma la recente conferma di affidare il ruolo di stazione unica appaltante alla provincia di Vicenza, deliberata dalla Giunta Massaro e approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 3 febbraio, viene eletta come una beffa. Dalla sezione costruttori edili di Confindustria Belluno Dolomiti si è elevata immediata la protesta. Già in precedenza il Comune di Belluno aveva dato mandato alla provincia di Vicenza di seguire appalti sopra una certa soglia.
tant'è che alcune gare che sono state appaltate per lavori da eseguire qua in comune di Belluno, su alcune non c'era nessuna impresa bellunese invitata. Una scelta che se allora era limitata ad alcune gare per certi importi ora rischia di ripercuotersi su tutto il panorama degli affidamenti pubblici e, spiega Olivotto, se alla provincia vicentina non si può rimproverare nulla dal punto di vista formale, forse dal comune di Belluno ci si dovrebbe aspettare più impegno a fare il sistema per il territorio. Una richiesta giustificata dai numeri. Negli ultimi 10 anni il settore ha visto dimezzate le proprie imprese e dalle legittime aspettative di chi paga i servizi locali e le tasse comunali, al di là di ogni considerazione tecnica o politica. Chi è riuscito a rimanere sul mercato rappresenta un valore aggiunto per il territorio. Se non ci fossero state le imprese bellunesi che hanno lavorato giorno e notte al tempo di Vaia, dice ancora Olivotto, gli interventi in emergenza non si sarebbero potuti eseguire. Io credo che noi abbiamo il diritto, quantomeno, di avere l'opportunità, la possibilità di formulare la nostra offerta. La proposta allora, se della provincia di Vicenza non si può fare a meno, è quella di imporre l'utilizzo dell'albo degli operatori locali. E vi ricordo tra poco l'appuntamento con 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato presidente di una coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. E poi a partire dalle 21:15, come ogni lunedì, torna Ring. In studio stasera Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Gian Antonio Darè della Lega, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Giovanni Tonella del Partito Democratico. Alle 22:30 sarà ospite Gianbruno Cecchin, professore vittima di violenza, colui che ha denunciato quindi di essere stato abusato nel seminario vescovile di Treviso. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Cala un po' la pressione atmosferica, ma il tempo si mantiene tutto sommato buono. Il dettaglio di martedì 18 febbraio. Sul Veneto avremo molte nubi al mattino con cielo spesso coperto, non si esclude anche qualche locale riduzione della visibilità sulle pianure. Dal pomeriggio rasserenamento con sole via via prevalente. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime in lieve aumento fino a 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà nuvoloso in mattinata anche con qualche goccia di pioggia, ma anche in questo caso migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 3 gradi, massime in aumento sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.